Su Ilva si giocano la credibilità e il futuro del paese. Confindustria è netta sulla crisi che coinvolge oltre 20.000 lavoratori in Italia. Nessuna ripercussione, dicono, sulle aziende tigulline. I balneari chiedono al comune di Lavagna di recepire la proroga della Bolkestein. Un'istanza sarà protocollata nei prossimi giorni. Replica il sindaco: compiamo passi prudenti. Scuola e imprese si incontrano nell'ambito dell'orientamento per i ragazzi delle medie. Questa mattina a Cicagna si è parlato di precarietà e potenzialità lavorative in Val Fontana Buona. Quella di Gesù è una legge di libertà. Nella catechesi proposta a Lavagna il vescovo ha invitato a fondare la vita sulla roccia del Vangelo. No alla legge dell'io che genera violenza e perdita di valori. 100 anni per la società sportiva Aurora di Chiavari. In una mostra allestita nell'ufficio turistico chiavarese, ripercorso il secolo di vita attraverso i trofei e i volti degli atleti e dei tanti campioni. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Il caso dell'Ilva in apertura, è in gioco la credibilità del paese e assieme il suo futuro. Non usa mezze parole il presidente di Confindustria Tigullio, Massimiliano Sacco, in merito alla crisi di Ilva, dopo la decisione di ArcelorMittal di recedere dal contratto. La situazione che si è venuta a creare non avrà comunque ripercussioni immediate sulle imprese del Tigullio. Sentiamo. Dal punto di vista industriale il problema di Ilva non penso che abbia una ricaduta immediata e pericolosa sul nostro tessuto industriale, perché è variegato e non ci sono grossi utilizzatori di prodotti che derivano sia da Cornigliano o da Novi Ligure o da Taranto. Ciò non toglie che il problema di Ilva è un problema grandissimo a livello nazionale. Un'azienda che fa più dell'1% del PIL nazionale, che produce materiale, 4,5 milioni di tonnellate di acciaio al carbonio che vengono distribuite a centinaia di aziende che le trasformano, che sono proprio la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano, quelle aziende medio-piccole che fanno la forza dell'Italia, perdere una realtà come Ilva e ArcelorMittal oggi non ce lo possiamo permettere. C'è chi in questi giorni ha detto che la siderurgia è morta, che è un tipo di industria che nel nostro paese andrebbe ritecnologizzata, si usa questo termine. Voi cosa dite? Lei parla con un'azienda il cui proprietario è il più grosso produttore di acciaio italiano dopo il gruppo Ilva, quindi per noi assolutamente non è morta. Noi continuiamo a investire centinaia di milioni di euro ogni anno per produrre l'acciaio nelle più svariate tipologie, perché l'acciaio è la materia prima che viene utilizzata in continuazione e avrà sicuramente un futuro e ha un futuro. È chiaro che bisogna andare al passo coi tempi, quindi produzioni compatibili con l'ambiente, ma dotare anche lo Stato italiano di leggi che consentano all'imprenditore di poter lavorare, investire, rischiare del proprio senza avere il giorno dopo le leggi cambiate, perché in questo modo non si può fare industria in Italia. Sostanzialmente l'Italia sta giocando la sua credibilità sul piano internazionale in questa partita. Ma l'Italia sta giocando il suo futuro in questa partita, perché se noi cominciamo a far andare via investitori e non diamo agli imprenditori che vogliono operare sul nostro territorio le armi per poter operare alla pari con altre nazioni, noi ci scaviamo la fossa da soli. Arinox è legata per la sua produzione ad Ilva, l'ex Ilva? No, facciamo due cose completamente diverse. Arinox fa acciaio inossidabili, Ilva fa acciaio al carbonio, quindi anche se fisicamente possono apparire simili, produciamo entrambi coils, sono due prodotti completamente diversi. Rimaniamo in ambito lavorativo. I comuni del Levante sono chiamati a recepire la proroga alla normativa Bolkestein già ratificata dalla Regione. Per i balneari si tratta di un passaggio importante come tutela del loro lavoro e degli investimenti fatti. Sul tema Lavagna non si è ancora pronunciata. Fate in fretta, dice Asso Balneari, compiamo passi prudenti, risponde invece il sindaco. Sentiamo. È pronta l'istanza con la quale i balneari chiedono al Comune di Lavagna di ratificare la proroga delle concessioni. La richiesta sarà protocollata in Comune nei prossimi giorni e impegna il sindaco Mangiante e l'assessore Piazze a superare l'impasse. La legge nazionale che proroga di 15 anni la normativa Bolkestein, portata dal 2018 al 2033, è stata ratificata dalla Regione Liguria, che ha dato mandato ai comuni di recepirla. Nel Levante soltanto Santa Margherita Ligure l'ha fatto, dice Paolo Ferraresi, presidente di Asso Balneari Tigullio. 7
Sestri Levante ha iniziato le pratiche, Chiavari sta per farlo, resta solo Lavagna, spiega, per questo sollecitiamo l'amministrazione. Noi piccoli imprenditori dobbiamo avere certezza nel tempo dei nostri investimenti per poter recuperare, per poter ammortizzare i nostri investimenti. C'è chi vorrebbe far partire questo dal 2020, però questo toglierebbe anni ai 15 appena prorogati, è così? Sì, certo, perché la legge è chiara, la legge nazionale dice 15 anni a partire dal 31/12/2018. Non si capisce perché alcuni comuni vorrebbero prorogarla dal 2020. Dal 2020 sarebbero 13 anni e non 15 anni. E come balneari potete fare qualcosa per smuovere questa situazione di stallo? Abbiamo avuto una riunione una ventina di giorni fa in Regione in cui ci è stato detto dalla Regione di segnalare i casi dei comuni in cui non sono state fatte le proroghe. Replica il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante, facciamo passi prudenti, dice, e attendiamo di vedere quale sarà l'evoluzione del percorso. Siamo assolutamente nelle tempistiche per poter realizzare qualsiasi tipo di intervento, vogliamo soltanto fare passi chiari perché ricordiamo che sul nostro territorio vi sono concessioni demaniali particolarmente importanti e come tali vogliamo essere assolutamente certi di seguire il percorso giuridico ottimale. Quando potrebbe concludersi la vicenda quindi? Direi sicuramente a breve, abbiamo già interessato anche legali che ci possano supportare in questa particolare e delicata decisione. Ancora la pagina del lavoro, giovani e occupazione, è stato questo il tema dell'incontro di questa mattina dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cicagna con alcuni professionisti e imprenditori del territorio. Gli studenti di classe seconda e terza media hanno ascoltato i consigli su come approcciarsi ad un mondo, quello del lavoro, in continua evoluzione. Sentiamo. Ai nostri tempi la certezza del lavoro, la certezza che si poteva conquistare un po' di mondo lavorando era una sicurezza assoluta. Questi ragazzi non ce l'hanno ed è per quello che è importante che capiscano che costruire se stessi con competenze, con passione, con interesse, superare le difficoltà, vederle come un'occasione per crescere è fondamentale per poi avere riuscita nel mondo del lavoro e quindi nella vita. Una delle cose che caratterizza il lavoro oggi, soprattutto per i più giovani e nel primo approccio, è magari la precarietà o magari l'essere pagati poco. Precarietà oggi è visto come un fattore assolutamente negativo e lo può essere per certi versi, ma attenzione. I cinesi quando parlano di crisi hanno un ideogramma che vuol dire pericolo ma vuol dire opportunità. La precarietà, io vivo da precario perché io ho fatto la libera professione da sempre, ho iniziato a lavorare a 13 anni e ne ho quasi 76. La precarietà è l'occasione per non invecchiare, per sentirsi sempre in lotta, per battagliare. Lei lavora in Val Fontana Buona, ma la Val Fontana Buona offre occasioni ai ragazzi oppure... Sì, decisamente. È che le occasioni vanno conquistate e ogni occasione che si presenta costa fatica. Tutto quello che uno vuole realizzare, tutto quello che uno ha la volontà di fare, lo può realizzare anche in Fontana Buona. Anzi, ci sono delle opportunità che forse sono un pochino sottovalutate, perché all'inizio sicuramente non potrebbero dare risultati che altrove sono più facili da ottenere, ma le opportunità ci sono. I ragazzi di questa età che visione hanno del lavoro? Credo che non ci pensino perché è una cosa lontana, però il fatto la scuola ha proprio il compito quello di farli riflettere sul loro futuro, perché aiutarli proprio a costruire il loro futuro, quindi aiutarli anche a indirizzarli, anche dando anche dei consigli, proprio perché il fatto, una cosa che dicevano i relatori era proprio quello di avere tante passioni e di seguire le proprie passioni, le passioni del proprio cuore. Veniamo al meteo. ARPAL ha confermato alle 15 la chiusura dell'allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali in vigore sul centro Levante. Sulla regione sono in atto parziali schiarite sul centro e sul ponente in un contesto che comunque è ancora spiccatamente instabile. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare nell'entroterra orientale della provincia di Genova, dove si sono registrate le cumulate più consistenti: Barbagelata, Cabanne, Cichero, Croce di Orero e la diga di Giacopiane. Non si segnalano al momento situazioni di criticità. Una frana si è staccata questa notte a Borgonovo di Mezzanego, vedete le foto, all'altezza del Carruggio, nei pressi degli incubatori dei pescasportivi. Il terreno franato è finito nel rio sottostante e non si registrano danni. A Moneglia invece è sotto osservazione un versante lungo il torrente San Lorenzo che presenta alcuni movimenti sospetti. Stamani intorno alle 11 i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti per rimuovere alcune auto che si trovavano
trovavano nei pressi ed erano minacciate dal possibile distacco. È iniziata in tutta Italia la raccolta firme a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza, promossa dalle organizzazioni sindacali dei pensionati. Anche nel Tigullio e nel Golfo Paradiso è possibile aderire all'iniziativa in tutte le sedi dei sindacati e saranno organizzati anche dei presidi per la raccolta firme. Oggi è stato rinviato quello di Chiavari, è confermato invece quello di domani a Sesti Levante, dalle 9 alle 12 in Corso Colombo. Lunedì un punto di raccolta adesioni sarà a Recco, dalle 9 alle 12 al Passo Nicoloso. Giovedì a Rapallo dalle 9 alle 13 in piazza Cavour. Le situazioni di non autosufficienza riguardano soggetti deboli e anziani, ma coinvolgono anche le famiglie. Per questo la raccolta firme sarà effettuata anche nei luoghi di lavoro. E veniamo in diocesi all'informazione religiosa del nostro territorio. Prosegue la visita pastorale del Vescovo all'ambito di Lavagna. Roccia è la parola chiave della catechesi proposta ieri sera da Monsignor Tanasini alla città. La roccia sulla quale costruire la propria vita, ha detto in sintesi, è seguire la parola di Gesù. Il servizio. Anche se può sembrare contraddittorio, quella di Gesù è una legge di libertà. Al Santuario del Carmine il Vescovo riflette sul discorso della montagna, dove Gesù detta lo stile di vita del discepolo. Oggi spiega: la libertà è vista come ricerca della propria affermazione. È la legge dell'io, fondata su una società liquida, dove c'è solo ciò che piace e gratifica. Non ci sono più valori condivisi, ricorda Monsignor Tanasini, o un vero impegno in qualcosa di concreto. Il Signore Gesù parla della casa sulla sabbia, che crolla. Ecco, la conseguenza penso sia proprio questa, il crollare della casa, il crollare di quella casa che siamo noi insieme. In questa visione individualista, prosegue Tanasini, la burocrazia sembra il giusto antidoto, fare leggi, sempre più leggi, che verranno però aggirate, piuttosto che convergere sui valori. Ecco la casa sulla sabbia che porta alla violenza. Se posso fare ciò che voglio, perché non posso essere violento? Chiede il Vescovo. Gesù invece è il vero fondamento di libertà. È proprio questo lasciarsi guidare dallo Spirito che ci rende liberi. Perché allora la coscienza non è più il pretesto per fare quello che vogliamo, ma la coscienza diventa quella nostra capacità di discernere il bene dal male, di comandarci di fare il bene e di evitare il male. La catechesi è stata apprezzata dai fedeli presenti in chiesa. Se noi riusciamo veramente ad avere questa visione di rispetto e di amore reciproco, sicuramente il Vangelo è veramente gioia, libertà, semplicità e sicurezza. E poi mi piaceva anche quando diceva che non possiamo non amare Dio e non amare i fratelli, è una cosa comune, se non amiamo in alto non amiamo neanche il basso, diciamo. La visita pastorale che il Vescovo sta compiendo all'ambito di Lavagna si conferma un dono per le parrocchie e stimolo per un nuovo slancio. La cosa bella, che possiamo chiedere al Vescovo è che ci confermi nella fede, cioè che ci faccia sperimentare la sua paternità. Oggi alle 15.30 il Vescovo incontrerà i 3 gruppi di discepoli nelle opere parrocchiali di Santo Stefano a Lavagna, seguirà alle 19 l'incontro con i consigli per gli affari economici, alle 20.30 infine la cena e l'incontro con i giovani di Lavagna. La chiusura della visita pastorale all'ambito lavagnese sarà domenica 10 novembre. Il primo lotto dei lavori per il restauro conservativo della cattedrale di Chiavari è terminato. Per questa ragione la prossima settimana saranno smontati i ponteggi che interessano la navata centrale e la cupola. La cattedrale quindi resterà chiusa al pubblico da lunedì 11 a venerdì 15 novembre. Tutte le celebrazioni e le confessioni si svolgeranno nella cappella del seminario secondo i consueti orari. E proprio a sostegno della cattedrale e per raccogliere fondi da destinare a coprire le spese impreviste sostenute per il restauro del cupolino, la confraternita Fidus Alma ha donato diversi quadri d'autore che saranno in mostra nello spazio Casoni di via Bighetti a Chiavari. Il 12 dicembre prossimo alla società economica i quadri saranno messi all'asta e il ricavato sarà destinato appunto a queste opere di restauro della cattedrale. La mostra sarà inaugurata ufficialmente oggi pomeriggio alle 18.30. Cambiamo tema, il 20 luglio scorso ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di attività. Si tratta della società sportiva Aurora di Chiavari che in una mostra allestita nell'ufficio turistico chiavarese ha voluto ripercorrere il secolo di vita attraverso i suoi campioni e i trofei conquistati. Vediamo.
Ha regalato al mondo dell'atletica, del basket e del pugilato grandi campioni come Mino Bozzano e Tito Copello, ma la società sportiva Aurora di Chiavari è ricordata soprattutto per il ciclismo, con gli anni d'oro di Angelo Brignole, il grande risultato di Renato Ponzini ai mondiali dilettanti di Lugano, le partecipazioni di Aurelio Del Rio e dello stesso Ponzini alla Milano-Sanremo. Fondata il 20 luglio 1919, la società è tra le più antiche del comprensorio del Tigullio e ha festeggiato i 100 anni. Per celebrare il traguardo e rivivere i momenti più belli della sua storia è stata realizzata una mostra di fotografie e cimeli visitabile nell'ufficio Iate di Via della Cittadella a Chiavari. Abbiamo portato i trofei più belli che c'erano, ce n'è uno, questo qui, che è di Marco Sanguinetti, la cronoscalata del Monte Grappa, e poi questo è di Albareto, quando ha vinto il campionato regionale a Genova in Corso Perrone, e altri tanti. Abbiamo avuto altri ragazzi ultimamente, e l'ultimo che ha vinto qualcosa di importante è stato Vittorio Neto, che ha vinto il campionato regionale davanti a Pettacchi e a Celestino, con la gente lì, l'ha battuto 2 anni consecutivi. E poi io ho avuto tanti ragazzi, una ventina di ragazzi che facevo il direttore sportivo, li allenavo. La mostra resterà aperta sino a giovedì 28 novembre. Domenica 17 novembre si celebrerà la festa della società con la Santa Messa in cattedrale alle 11:30, a cui seguirà il pranzo sociale. L'Aurora dimostra con i suoi 100 anni raggiunti il grande impegno che ha profuso in tutti questi anni, generazioni di chiavaresi che si sono succedute, e i colori bianco-rossi della società si sono veramente fusi col verde e blu del comune di Chiavari. E poi c'è stato veramente l'impegno forte, appunto, solo ed esclusivamente rivolto verso i ragazzi, verso l'impegno più tradizionale, verso valori etici e morali importantissimi. Tutto questo ha rappresentato la Chiavari Aurora e continua a rappresentarlo. Ora la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola Corte dell'Aia, torture in Libia, pronti i mandati d'arresto contro i trafficanti per le violenze inflitte ai migranti, nuovo rapporto del Tribunale Penale Internazionale sui campi di detenzione ufficiali e no. E poi questa notizia, i neonazisti tra le macerie del muro, Dresda fa i conti col risorgere della destra estrema dopo la riunificazione, come sappiamo avvenuta 30 anni fa. E poi sull'ex Ilva e braccio d'acciaio, Conte, restiamo uniti per vincere, le imprese, la manovra è contro di noi, la Commissione dell'Unione Europea abbassa le previsioni di crescita per l'Italia, solo più 0,4 nel 2020 e quindi sale il deficit. Tutti per Giovannino, il bimbo abbandonato e curato a Torino, domande aperte per le adozioni, arresti a raffica in Egitto, il dissenso sta dietro le sbarre, e poi c'è il nuovo obbligo Seggiolini, cosa fare per evitare le multe. E poi questa notizia su Liliana Segre che è sotto scorta, sgomento generale, andiamo a vedere, vergogna italiana, la decisione del prefetto di Milano per le minacce ricevute, sgomento e indignazione nel mondo ebraico, la senatrice non commenta, solidarietà della politica, ma per Salvini è grave come gli attacchi a me. L'intervista a Moni Ovadia, espellere odiatori o torneremo ai tempi bui. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX, caso ex Ilva, i timori di Mattarella, Conte, nazionalizzare è possibile, il capo dello Stato incontra il Premier, intervista del Secolo con il ministro Speranza, pronti a tutto pur di salvare Taranto. Tensioni continue per un governo sempre più debole, questo è il commento di Marcello Sorgi. E poi attenzione, Fincantieri e Gronda, nella manovra mancano i fondi per Genova, la legge di bilancio non prevede i 500 milioni necessari al ribaltamento a mare della Fincantieri di Sestri Ponente e la Gronda rischia di perdere 1 miliardo di fondi. Parlando di Genova, vediamo l'immagine suggestiva della lanterna con dietro questa tromba marina che ha interessato appunto fortunatamente il largo. Clima tropicale, Liguria capitale delle trombe marine. E poi ancora dal nostro territorio, allerta arancione Riviera, scuole aperte, e poi i cavoli per 3 giorni finiscono in vetrina. Andiamo a Camogli, formare per fare prevenzione alla lezione di San Fruttuoso, confronto tra esperti per il progetto Trigò da tutta Italia per partecipare
partecipare all'Autumn School del piano elaborato per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio nel borgo, la gestione e l'uso sostenibile della natura per affrontare le sfide ambientali. E poi andiamo a Rapallo, dove il sindaco smentisce alcune notizie di stampa che sono state date ieri su un suo presunto interrogatorio, insomma una sua udienza presso i giudici che indagano sul porto Carlo Riva, in procura solo per i rifiuti. Sono rimasto pochi minuti, non 2 ore, senza i legali e non sono stato ascoltato sull'inchiesta relativa al porto. La convocazione era finalizzata al ritiro della modulistica per smaltire i cassonetti. In redazione adesso per le ultime novità è pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Una notizia di cronaca che ci porta a La Spezia, perché la sezione operativa navale della Guardia di Finanza di La Spezia ha scoperto un allevamento di muscoli abusivo collocato all'interno del porto mercantile in un'area demaniale adibita al solo ricovero di attrezzature e natanti. Stiamo vedendo proprio le immagini. I mitili sequestrati, oltre 30 quintali, erano nascosti sotto alcuni puntili utilizzati per l'accesso alle imbarcazioni, racchiusi all'interno di centinaia di resti posizionate in acqua a circa 1 metro di profondità. Il prodotto allevato in acque non classificate e pertanto non idonee allo scopo, una volta immesso in commercio, avrebbe garantito un provento illecito per un importo pari a circa 45.000 euro. L'operazione ha visto l'intervento del nucleo sommozzatori della stazione navale di Genova e del personale specializzato della ASL numero 5 di La Spezia. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Bene, grazie. In conclusione torniamo sulla notizia di apertura relativa al futuro di Ilva. Andiamo sul sito di ANSA Liguria che riporta dell'assemblea dei lavoratori di questa mattina in azienda. Tutti in fabbrica, senza momenti di tensione per l'assemblea dei lavoratori all'interno dello stabilimento ArcelorMittal di Genova Cornigliano. Oggi spieghiamo ai lavoratori la procedura di cessione avviata da Mittal, spiega Armando Palombo, coordinatore dell'RSU, e ribadiremo che su queste aree vige l'accordo di programma che garantisce reddito e lavoro per tutti. Non accetteremo neppure un lavoratore in più in cassa. Da definire invece i tempi dello sciopero. Bene, è tutto, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con TV Oggi, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.